interrompiamo la normale programmazione per comunicarvi una notizia dell'ultima ora. Il Consiglio dei Ministri, appena terminato, ha deciso l'abolizione totale di tutte le tasse e di tutte le imposte. E quanto è stato comunicato ai giornalisti in sala stampa dal Premier Silvestro Pampaloni, che ha concluso con queste parole: è ora di smetterla di mettere le mani in tasca agli italiani. Voglio che ognuno si tenga quello che ha e viva felice. Questa cosa che appendendi è una cosa che mi interessa troppo. Ed ora alcuni flash pubblicitari. Se non siete soddisfatti del vostro corpo, rivolgetevi senza indugio alla rinomata clinica dermoestetica Giovani e Belli, dove i migliori specialisti in campo mondiale vi aiuteranno a ridarvi un aspetto giovane e piacente con interventi rapidi e risolutivi. Cari amici, perché privarvi del piacere di fare un bel viaggio ai Caraibi, alle Maldive o alle Seychelles? Perché rinunciare a farvi un bel regalo che aspettate da sempre? Venite subito da noi alla Crediti, Prestiti e Regali e noi risolveremo velocemente tutti i nostri problemi. Questo annunzio mi interessa. Capite? Uno pago denari si dia da servire voi. Come quando che rientra Giuseppe e ti questiono. Avanti. E chi è sposato? Maria. Oh Maria. Andate a sapere. Ma chi è sposato? Oh, già tanto di me. Chi è sposato? Ma San Francisca. Oh, già tanto di me. E che ha fatto? Ciao, senti Sandrosa. Ha visto? Non si fa manco con lo skin. Ha visto Maria che mi costimato con lo skin? Siamo cambiata o no Maria? Oh, Maria di giocare pintando. Come tu meno mi una blusa, quasi così che è linda, lanza che corre e asciutta come una carne spolicata. E ti mangio a sora Maria, la verità. San tanto di me. Ma adesso che si succede? Ah? Ma se mancata con dei fittidiese. Ma se li stavi carico in ospedale, ma ti si intendi a male? Ma in te di ospedale Maria, sei stata in una clinica estetica di Castello. Non può mai questi ospedali rarsi, no Maria? Appadi ai noghe Maria, interini aiuto. Come si deve capire che appadiare con torto formato, questa tropposa di Luciana Flores. Come si deve fare a maturare bene ieri, so. Che mi fai calare da sauna, dischi. Ma è adesso che hanno fatto, è adesso che hanno fatto. Ti t'ho fatto, sei stata in una clinica specializzata di Castello. E lui manto perau, professore brasiliano, non fuiti manco dottore dei no, che no. Professori brasiliani di fama mondiale, punti Maria. Professore brasiliano, ma ce l'hai se papadore su. E povero, quando l'ha visto così? Il mio non mi ha visto più. Ma canto vado a piede, canto per scostare, a Badia, uso un riballo che mi ha fatto, e me la dischia. Come è finita? E non mi canto di non costata questa operazione. Ascolta, siedi di un azzo, ma ti dimando su biachere e te lo donarda nemmeno. La mamma che 10.000 euro. Oh, è stato il mio, 10.000 euro.
come t'ha fatto a andare tutto custinari? Si sei depilata la pizza da zucco. Noi si tutto, a cui tu abbiamo prestato 20.000 euro, così potete pagare Sarrata e il trattore. E tu che vuoi a te che 1.000 euro potevi non fare tinta del lupo? A mio partire non devo dire a fare, no, per la Questo riballo male, tu devi fare. A dischi una cosa, che avevo fatto finta sto copito mio. Che fu sempre lamentoso, ma che non tenivo uno, portai uno e lo cade. Ma come gli scuttei? Sì, quindi fu una cosa necessaria ormai. Non necessario meda, ovunque necessario. A parlare sinari a noi se Omare Serafina. E a non ti che spendete che 1.000 euro se potevo combinare come ti sei scombinata, tocca andare mi come ti sei procurato cucinare, che non te ne manco ben brocca, tenese, Non offendei, Omare. Sono sempre i schidenino, sono tanti punti, come abbiamo fatto sempre sul resto, no? Non danno ormai la sala. Adesso è bruciato posti schino innanti. Ma come, natemi come t'ha fatto se lo creo tu cucinare? Con una finanziaria, vista televisione. Che gli antinari, finza sa chiesto in tempi da una. Pianta, finza sa chiesto in tempi da una. Questo c'è dell'olio. Cultura finanziaria ormai. Non la intendi sta televisione? Che gli antinari, finza sa chiesto in tempi da un mera. Gli anta vince sa 50.000 euro. Ma io mare però, dopo le ho solo 20.000. 20.000? E che non fate lo schifo? E tentate il fatto. Il tempo fatto. Ma potete più comprare dottore restirenoso, mandare in clinica. E mi cade io con questo armato che sarà sorvetto schiderino. Gli ha da io vata, sa figura. E cosa resto, ma potete più comprare dotto no. Che come io c'ho un'altra linea, ormai. Ma del varia savena, per Ecco. Non è finita. Ma e poi cosa ha lasciato tu crevetto, Francisca? Altre macchine non devo dire al fare, no. Ma e poi cosa ha lasciato la conca? Sì, tu perché stai arrivando Giuseppe? Tocca, vedi? Chi non pensa per di noi? Caso, mandi che su voi, addio. Cammina che non sei cose via, tocca, che non si via. E perché c'è il bianco unito così? E che succede, Giuseppe? Non è sceso. Calla, arrasi disgrazia. Sacca, io via, l'orbitello morto si Oh, il Sant'Antonio in che me. non sa poco accanto. Che scalata commento un sacco voi. Oh, il nostro... Oh, Nostra Signora mia, Gesù remedio. Come andiamo a fare a si grande radunanti? Se non sa giocare solo, Giuseppe. Tocca finita. Se sempre invocando il santo Senato, se a noi sa disgrazia non si viene mai. La che mi invoco. Io... Poi di grasso tocca da pagare, con la cambiare il morto semus. questo sera mi tocca andare a dormire a Santa Coloma, di vedere Rinate. Ma avete lamento, scusa, Mariarza brutta. Prima si renderà chi per voi indegare deghe. Pogusso, non amo a una banca, cada sina... Casi casi. Non amo a una banca. Ma in banca. Cusos pretende garanzias e ti vuole ipoteca sa uomo. E il mezzo da pedire in aria sul tagone. Bella proposta. Pogusso, non abbiamo una finanziaria. Cadansinari, vince la chiesta indebitato e non pone in ipoteca i solbene. Sei d'accordo? Sì, cuso sinari di da regalla. Se in alti istituianti, poi che devo rantalleare. E poi schieschi la fetta di questa finanza. Francisca, un mare nostra, che sta a Izessida, ascoltami, un di nove come. Ma in te? Non l'ho vista. Ma te ne sei scolonante le amiche. Ma cosa non fui Francisca? Non mi dicevo coglionante, fu di Francisca, che avete è scambiata a meta. Casa ha fatto una cura dermoestetica, poi sai che si te mi ha contato. Caso spizzocco, a casa girano tutta da baidare. Certo che a te è come, alzava di cara rivista da carrone, di sicuro.
sta dentro. E poi e te questa cura istitica che ha fatto. Questa grassata a me da non fare più una Certo, cosa ha fatto un frare? Tita e lumboso. È scambiato a me da Bogusso. Ma te sta macchiata. Infatti sì. Ma quando mai fai una cosa di assi? E poi te ne hai dato caso, in arrivo fatto tu operazione. E stai gusto che ti fuonande di una finanziaria. E non sfurro una musa gussa. Possibile stare sinari per pagare sa cambiale che scadi posti grassa. Non siete d'accordo? Ma a me mi pare che questa finanziaria non mi conviene che a me. Gli altri sinari che si ipoteca se che sa garanzia adesso è pago la trampa. Fidati, che sapevi che è una cosa sicura. Buonasera signor Giuseppe, buonasera signora Maria. Buonasera, uomine bello, Permettete che mi presenti, sono Goffredo Lazzaroni, l'agente specializzato nei prestiti della famosissima società finanziaria Pago poco, prendo molto. Grazie, uomine bello. Pago poco e prendo molto. Mi pare che pago molto e prendo poco. Giuseppe, non faccia sul maleducato. Prego, signor Alfredo. Si accomodi pure, si prenda pure la sedia. Goffredo Lazzaroni. Mi scusi. Goffredo Lazzaroni, si ricorda. Sì, si accomodi. Sì. Ecco. Grazie, uomine bello. Dammi una gamba, Uno di questi giorni signora passo a passare un regalino. Sì, la saluta. Non prende nulla. Vengo a passare un regalino, a portargli un regalino. Grazie. Venga quando vuole. Ero in giro per il paese e ho sentito delle gente, della voci, che voi avete urgente bisogno di liquidi. Sì. Allora, gentilissimi signori, mi sono permesso di venire qui perché, contrariamente a quello che si dice in giro, la nostra società non presta solo denaro, ma attua una fondamentale azione di assistenza mutualistica nei confronti di persone bisognose come, permettetemi la franchezza, come siete voi. Scusa signor Goffredo, voi stai andando in un montone faito difficile in italiano e non in un premio. Pensa sopra se ne fai dare in sardo. Giuseppe è finita! Nassi tu fai dare in italiano, che è una persona fine. E non un ignorante come te a te. Prego, signor Goffredo, continui pure e lasci perdere mio marito, non capisce niente. Come dicevo, signora Maria, la nostra società, ben conosciuta in tutta Italia per la sua magnanimità, offre delle situazioni molto vantaggiose a tutta la clientela. E poi, signora Maria, non creda che la nostra società dà i soldi e piano soltanto a gente affidabile come siete voi. Ascolti signor Goffredo, quanto ci potete dare e quanto sono gli interessi? Giuseppe, sei un bello maleducato. Lasci di dare questa cosa come te solo. E non ti capisci che si mette su delle cose che non comprende. Prego, signor Goffredo. Lasci perdere che per voi. Definire meglio la pratica, mi dovete dire dica. quanto vi serve. Aspetti che mi faccio un po' di conti, perché oggi ho sentito anche un annuncio. Allora la so Ci servono 30.000 euro. Ma dice 30.000, se ne bastano da 20.000. Abbonato 30.000! Caso sconto non faccio io, non tu. Allora, vanno bene 30.000 euro. Signora Maria, se avete bisogno di una cifra maggiore, anche fino a 50-100.000, sono qui a vostra completa disponibilità. No, vanno bene 30.000. Allora, per definire meglio, sa, mi dovete mettere una firmetta, cosa da niente, guarda, io potrei farne anche a meno, soltanto per vostra sicurezza. Anche tu, Mi dovete dire, signora Maria, le rate, come volete che vi arrivino? I mensili, bimestrali, settimanali o annuali? No, vanno bene mensili, che ci accorgiamo di meno della spesa. Guardi. Tu hai gallata samuta. Guardi, ci sono i documenti qui. Aspetti che li libero. Sì, Tavolino, che c'è il mio lavoro. Oh, ecco qua. Devo firmare Guardi, io. signora Maria. Una lunga, no, ne scuola. Non mi parlate, non ero intelligente
sua firma sopra un possiamo- pezzettino di carta. Una domanda a mano a me. Prego signora Maria, analfabeta. faccia vedere a suo marito come si mette. È analfabeta, lui mette la croce. È analfabeta. Allora, dove? Dove? Lì. Non scrive questa penna. Ah, mi scusi, mi scusi. Allora, io terminato. Maria, chi lì con la C o con la Q? Con la Q di cane, con la Q di Chiliru. Va bene. Va benissimo signora Maria, va benissimo. Buone salute. Aspetta pure la... Buone salute e non mi diamo un giù, Ma che bravissimo, che bravissimo! Signori, potete venire dopodomani via Crispi numero 2 dove stanno per ritirare i soldi. Arrivederci. Va bene, arrivederla. Tanto decido una cosa, pensa in cosa. Come contento? Contenta sei, vai. Ma te sapete bene? Certo che avevo filmato. Devi mostrare ogni a me. Che avevo filmato? Prima un gruppo però. Ah, Quanto devi mostrare ogni a me? Scusa. Perché non devi pagare con una fregatura? tu vuoi pensare male se è fatta apposta. Fidati, capi, sono pure per guadagnare, se no dite campana tu sempre. Se non fai per bene lo sconto. Poi il futuro è abbastanza saltabello. Come ti Dammi la gamba. Su busta che so. Sì, che se non fai per bene lo sconto so. C'è da toccare a vendere cale con un No, però andate a parlare tranquillo. Chi è? Che succede? Oh, calla, razza già succede. Che succede? Dai, A razza e danno, che hanno da fare processire te, oh, ma come che succede? Dai, non mi faccio saltimere. Che succede? a questa macca di Francisca, gli si sgonfiata una dita. Calla, a razza e danno, che hanno da fare processire te, oh, che hanno da fare una di storia sa zero. Oh, io. E sei tanta fonetura te canzone. E Maria, tu contenta che stai a bene? E quando mai che più faccio che ha fatto? E che non ti vai dare tu nessuno? Ma tu, cagati me, quando ti sta la ricoverata? Ieri sera sarà tra e questo dottore hanno che ti punti bene esatto complicazione. Posto mio operato. Che è questa malattia? Ah, non disco. Sì che muori cosa? Oh, dai, è finita. Galla e tutto, poi sa bellezza sua. A razza si innamora. Tocca è finita. Che Francisca è una femmina forte. E a sapere che poco tempo si dovrà rimettere. Tocca. No, che danno sul dottore. Danno. Che ti punti segna stra complicazioni. Sì che muori cosa orta, Tocca è finita. Che non si muore. Cosa presto? Non ha toccare di pensare a suo spipioso. È una parlare branghinde. Suo spipioso. Ha collocato lo sasa? Fessi solo gusto su danni. Tanto di me. A te non danno qualcuno. E te su danno. E non ti punti si arrivata a scambiare. E dimmi che tu sei un rissuna. E battore mannao. Cadere pochi in panno. Se sei sapere Ma dici che tu fai che mi 500 euro su mese poco in panno? Ah? Come ti faccio su conto? Tocca fare. Allora, ti fidio, noi ti paghi 6.000 euro. Moltiplicavo che in panno paghi 30.000 euro. Sant'Antonio mio! Gesù,
prestato 20.000. E a te tante che ti le hanno interessato. Ragazzi, questo è un imbole, questa è una brigata a manna. Sant'Antonio mio. E a me mi mandavo che se ne fu di fatto prestare 20.000. Ma grazie a Dio, già si chiede l'enta di interesse. E poi te osi un frare, sa stitta se tu valeri, sa stitta per Raffaele di righe. Arrazza con caramacca. Arrazza macchine, butte tomoroni. Sant'Antonio mio. E a noi scanto da toccare, magari. Noi speriamo il fatto un'impresa già finanziaria di Francisco. Sant'Antonio! Sai quanto non è caro a pagare? E che adesso questa cosa? Signora, raccomandata. Raccomandata. E che adesso? E che adesso questa cosa? Una raccomandata. Oh, c'è tremenda miseria. Vediamo che scrivete. Oh, e adesso questa cosa. A scenari che si deve andare. Vediamo che mi scrive. Società finanziaria. Pago poco e prendo molto. Lettera accompagnatoria. Gentili signori Giuseppe e Maria, vi inviamo in allegato la prima cambiale che potrete pagare comodamente il prossimo mese. Cordiali saluti, la direzione. Commenti, non sono andata ancora a cenare e sono mandata già prima cambiale. Sì, Maria. Basta che ti ha durato sera. Male che mi intendo. No, non si può dire. Maria, tocca si fa arrangiare. Facile di base. Maria. Esatto, oscura da te. Lusa, no, E che da succede un attimo? però di salita per vabbè. E che succede? Calma Giuseppe. Oh Giuseppe. Ma mi giocare il nave prima cambiato, dovresti dobbiamo fare. E devi continuare a macchiare. Se dobbiamo ritirare a cucinare ancora. Su malo è scaduto 500 euro da su un mese, come andiamo a fare a pagare? 700 euro su mese. 700 euro su un mese. E ne dobbiamo scustinare. Oh, lo sei finanze. brava in matematica. Lo finanze. Devo sposare in che vanno? Mamma ti passo un paio di cose. Aspetta, Giuseppe. Fammi durare o non mi durare? Tanto detto. Un anno 8.000 aspetta una pochina ancora. 42.000 euro, Giuseppe.
c'è matematica qui su borse giù. 42.000 euro so. E tu non ti toccava per custinare. No, la ditta! No, che pregunta sei fatta, forza, Ando luego a usare il nastro di cagare tutto. C'è la denuncia. O mettere a terra sul Dio conosco tu un amico. Oh Maria, No, rovinasse. Ma che denunzia? Noi siamo pagati, abbiamo firmato, c'ho documento, se non danno da fare, Giuseppe. Non danno da fare? Finito. Se non che cancellano da dopo, ti faccio un regalo umano. Ora conosco tu un amico. Giuseppe, finita! Ma sono che danno sul danno, con favore te! Danno gusto. Oh, ja danno. E te, Giuseppe? A ste cosa questione di più non pago tristo. Non danno da fare. Oh, il morto semo, rovinato semo. Sono scudrato e sigarette pagate. E come te che rimorfai? Se non te denimo il denaro, come te vai? E come te devi morfare? Ma tocca la vende cale con un terrino, che denari non te denimo. Terrino, dopo nostra andiamo il maienio e quindi lei che te conca. E questa volta tocca da vendere, se no vendete due a scustinare. E a sora, sa? Sì, sei contento, sei d'accordo? Vendete su bene tu. Buona bene, sei in zarte per occasione, anda bene? Ma io che scururzone si conca lì. Se faccio mezzo vino di ida. E poi scusami dalla stata babbo, e dunque non si entra. Come pensate tenne questa sorda tua di collare, mi gusta che dalla sau iaia tua. A poter vedere, feci un conto e questo zero e da siare caparra. Ma se sei mezzo scorsorda che teniamo, lei che tu dai conca. E andate tenimo altro sterino bonus. E poi non ti si sarà nada sempre male come toccare a passare. Oh, io. E che questa? E che questa? Entra Fisino. Oh, si vuole, Entra. Salute. Fisino. Salute Maria. Salute Fisino. E come ti sta? E come ti stiamo? Potevi stare in mezzo di su che siamo. Pensa a me, non si te manca mai, Fisino. Oh, io. A sapere che de ore hai stare in mezzo. Non discono Fisino, sempre stare in mezzo sovero. Oh, io. Quando mai Maria, come concluimos questa pazienza dei collari e a sapere che tutto si sistema. A sora Giuseppe, a noi, siamo d'accordo con i prezzi, giunti 60.000 euro. Tu 60.000? A Monnau 80.000. No, Giuseppe, a Monnau 60.000 si riduvago in contanti, ora rialzo 20.000 euro di caparras e altri 40.000 di dorsasso quando andiamo a fare questo strumento al suo notario. Poi si può preparare un'iscrittura privata, ponimos ambos due firmas e siamo tranquilli. No. Mi dispiace, ma vita se ne sono bisogno, questa sorta non ti daiamo con 60.000. 80.000 o non se ne vai da nemmeno. No, caro Giuseppe, 60.000. Anzi, se andavo a mi dugroviare io, sa cosa di collare, e sto tu non vuoi di nazzi, non si rubate 60.000. 50.000 è l'ultimo prezzo. 50.000? Ma te mi sai spiegare sul tribunale? 80.000 non se ne vai da nemmeno. E te? Se io si che stazzuare, ma io che non te chiedi se si ne sa fogna che si ficchio. E sa fogna se tu che ti cazzo sul manzano, anzi sul montanazzo, brutti imbolicoso di non sai già. Tocca si che l'estro di una mia, e non che la rimacca passare. A sapere, mi lugava, mi vedi da sud. Cosa mai? Manca rinuto rambazzuto, brutto anche un montanazzo di non sai già. Dimmi che non approfittare come mi sembra di necessità. La razza è sfruttatore, è stato attaccato, si interessa come una bisù.
Sa tanca dei collari, pochi 50.000 euro di azzo. Sa tanca bella che mi ha lasciato iaia. In suo sonno si dà via di su sa tanca dei collari, Giuseppe. Mai credi io che feci una settimana in seguito a fare 2 anni. Mai tu credi io. Abbiamo scontrato 80.000 e mi chiesi di 50.000. A razza faccio pure zone che io ho questo puro. Calla, razza tempo siamo sconosciute, non capro il fide, Giuseppe. Sul mondo c'è il furriante dei fonda sul. Tempo malo sono venito. Tempo malo, davvero. Io devo chiamare cosa a radio, adesso non mi scurto. Tocca via. E non è questo. Io danno, sta danno gusto di questo. Come tanto a fare? Ma non funziona questa cosa. Sì, non dipende se è funzionante. Ma è perfetto. È funzionante. Sei calentato. Ma io ho questa conta. E che si Permesso? Buonasera. Signor Zinsula, buonasera. Signora, buonasera. Come va? Sono l'ufficiale giudiziario. Mi dispiace avvisarvi, ma sono venuto per sequestrarvi la casa. Non avete pagato e allora di conseguenza devo farvi il sequestro immediato. Ma a noi deve succedere. Sant'Antonio. Se il mio avvocato mi aveva detto che avevamo 2 mesi di tempo ancora per pagare, e dateci il tempo per pagare almeno, no? No, caro signor Sinsola e signora, voi non avete adempiuto a pagare e allora di conseguenza bisogna il sequestro subito. Ma se ci volevano 2 mesi ancora. Ascolti, signor Sinsola, io gli vengo incontro. C'è un'altra famiglia da sistemare, vengo subito, vi lascio 10 minuti di tempo, rifletteteci sopra. E io rifaccio, Anche dopo. vedete un po'. E buona legge, signor Sinsola, arrivederci. Non parlassero Giuseppe, come ti fai? Come te fai io? Danno questo, Giuseppe. Sembra rovinato, Giuseppe. Quest'orda che te ne ha tradotto. Come stiamo a fare? Morto sempre, Attenzione, sospendiamo il programma musicale per comunicarvi le estrazioni del lotto. Ruota di Bari Ho giocato sull'otto. 56 61 18 23 81. Ruota di Cagliari 13 41 61 38 86. Ruota di Firenze Cinquina abbiamo fatto. Cinquina sono di Castello. Giuseppe, la semplicenza. Abbiamo sentito sull'otto, Giuseppe, senziti. Contenta che sei. Contenta che sei. De euro se posso giocare, Giuseppe. siamo vinto un motorino! Giuseppe! Se potevo fare rotto! Ma contenta che sei! Ma signor Farrasca, arrangiamo storno! Venga qui che abbiamo sistemato tutto, venga! Un attimo, arrivo! Ma contenta che sei! Successo! Venga, signor Farrasca! Abbiamo fatto cinquina sulla rotta di Cagliari, paghiamo tutto! Allora avete vinto un sacco di soldi! Ditemi, cosa volete fare? No, paghiamo tutto! Paghiamo tutto! Va bene, allora ci accomodiamo un attimo al tavolino e vi lascio 4 fogli, ve li fermate, un attimo solo, Oh signore, sono contento, sa signora. Anche noi. Però pagate subito, Subito. Mi raccomando, puntualità, io vi do un mese di tempo, dovete pagare puntuali. Tutto. Pagare lo stupido! Facciamo così, lei mi mette 2 firme, stia attenta dove firma. Ancora firme. Ecco signore, guarda. Quante ne vuole? No, uno lei, però adesso facciamo firmare prima il marito. Ah, sì, E lui, e lei quello che... Una ruga, vuole. Allora, metta nome qui. Nome? Sì, nome. Una ruga da bene! Va bene la croce. Non sul dito, che fa? E che vedete? Sì. E il cognome non lo metto. E ti posso un cerchio! Metta un cerchio, va bene. Oh sì, signore. Lei, a questo punto
tutto fa fede la tua firma. Sì, per favore. Metta qua. Cosa fa Maria? Allora, io come che mi chiamo? Chiliru. Non sul dito, signora. E lo tolga allora! Che calma, le citazioni dei soldi. Maria, chi? Con la Q o con la C? Sì, va bene. Non metta qui. Ma con la Q sicuro? Sicurissimo, signora. È sicuro come lei deve. Ma la mano mi crede. Va bene, io ci metto il visto, va bene. Oh, Signori, sì. permettetevi di farvi un'osservazione. Dica. Non approfittatene più, perché la fortuna non passa 2 volte, passa solo una volta. Quindi quando avete da fare gli acquisti, pensateci bene, signore, sì. perché altrimenti c'è quel signore con l'impermeabile scuro che viene con gli occhiali e vi porta via tutto. Arrivederci. Grazie. Vi faccio buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Oh, e non mi pare ancora vero. Tu non mi mai una nuda. Mi sei canto verso cante. E canto verso cante. E non mi mai una nuda. Mi sai camminare calfugliato. Pugliato. Vestivo a Sannarrere. E la Sannare che non ne baffia sapena, no? Questo no, però. La solita che sei. Perché io non la sa tutti il manno. E a sola non so copruso, anda bene? Beh, proprio come serve in kinde, no? E a sola gioco o non gioco? Deciditi. Sì, a giocare, ma senza esagerare, vero? Non credo che si torna a perdere tutto il E a sola gioco che in euro, scontento sei? E gioca chi vuoi, tocca. Oh. E questo è scolmo. Posti via con una taglia como. Ciao, senti Giandrosa. Oh, signore. Oh, grazie al Gunza, che la gente brulla, la razza al Gunza. Oh, non potete essere. O che paghi del sé, o gonfiare sa tesuni sgonfiare, oppure che sgonfiare sa schizzo una barra dal gonfiarla. Ma così non potete sbarrare che se zisuni il gunza. ma chiedo un'ara, da cadenza il Gunza e sire, casa gente mi buone canzone, mi buone. Casa gente si interrie. E torna da sul dottore che ti ha fatto un'operazione e si va a porre tutto a posto. Facile donare. Posso pure giocare denari, no, non te tenimo. Io sono andato, da parte sua, tutto ribatto ha fatto bene. Ma se soltanto ti ha fatto isso, tu devi arrangiare isso. Oh, io sono una cagata veterinaria e basta, se non mi lascia più, da comprendere. E denunziamo. Ma posso pure giocare denari, e noi se non te tenimo, non è una cosa né fossate. Ascolta, Don Mare, sezzi desi, che abbiamo una chiacchierata. Sezzi desi. Allora, mi devi fare una promessa. Se non tornerai a fare di questo macchine, sui nari si dovrà stare con noi. Ma sì, zero, ma non te devi manco a posare, non si oh mare. Oh, e voi noi, sei stata una dia fortunata. Oh mare. Abbiamo vinto un bello pago dei nari a sulotto. Ah, bellezza. E questa fortuna, tocca andare a finza sparti a sosattero. Siete contenta, Sora? Troppo contenta. Però, troppo contenta. ti devi fare una promessa, Sì, te gusta sta con calma, se non da pa fare più. Tiene la ragione Maria, cade su bene fare, ne possiamo andare mai vestito. Usa presto mare. Spero che la lezione ti già serviva e non la donna da fare brusco sta con cara, che appunto sta con cara smala. Casa scosa, bisogna da lasciare come te da fare sa natura. Casa natura è la cosa da fare bene. E sono che fai danno quando pretende da scambiare. Tiene da ragione, tiene da ragione. Vi abbiamo presentato Femmina Santa
interpretata da Antonio Pineddu nella parte di Don Giuseppe. Eccolo qui. Mario Manconi nella parte del viceparroco Don Antonio. Maria Grazia Cherazzo nella parte di Zuanna. Deborah Unida nella parte di Ninna. Vi abbiamo ancora presentata con Calan Malas, atto unico di Raffaele Arca, interpretato da Anna Pineddu nella parte di Maria, da Gioconda Sanna nella parte di Francisca, Antoniangelo Sanna nella parte di Giuseppe, Mario Manconi nella parte di Goffredo Lazzaroni, eccolo qui. Vabbè. Maria Grazia Carazzo nella parte di Giovanna, è sempre qui. Ore Berino nella parte di Fesinu, eccolo. Sandro Sia nella parte ufficiale giudiziario. La regia è di Mario Deiana, l'aiuto alla regia è di Maria Elena Mele. Ringraziamo il comitato per averci invitato e tutti voi per la cortese attenzione. Auguriamo a tutti buona festa di Santa Caterina, buonanotte a programmi con salute.